Buonasera dal Piancastagnaio, Marco Conti per la mia News, il Verrocchio e il Palio di Piancastagnaio.it, questi tre siti di riferimento curati oltre che dal sottoscritto anche da Eleonora Mainò e Ioara Camilletti. Oggi è il 25 luglio, sono circa le 19, una giornata uggiosa, piuttosto fresca, siamo attorno ai 13 gradi, 14 al massimo, una giornata piovosa e un'acqua molto attesa, forse meno dalla contrada di Borgo, che ha deciso di fare questa sera la sua prima prova con Walter Pusceddu e il suo soggetto unico di Aicheda. Questo è un po' la situazione. Ricordiamo, ieri ha provato la contrada di Voltaia, due soggetti, uno della scuderia Giuseppe Carboni e l'altro ben noto della scuderia Silvano Vigni, già vincitore del Palio di Ferrara. Una prova, quella di ieri sera, interessante, anche perché ha rotto un pochino il ghiaccio di questo palio. Dalle tante novità, la più importante tra queste è sicuramente il fatto che dopo l'inizio dal 79, la ripresa di questo palio ad opera dei frati carmelitani, già interrotto nei decenni precedenti, si corre per la prima volta con il mezzo sangue. Tutte e quattro le contrade quindi presentano soggetti completamente diversi, per quanto possano essere diversi. Sono gli effetti dell'ormai noto, passata la storia un po' per chi vive questi ambienti, del cosiddetto decreto Martini. Un cammino lungo che parte intorno al 2009, si è concluso nel 2016, nel settembre 2016. C'è un po' di movimento perché non viene proprio accettato un po' il tutto. La tradizione del puro sangue indubbiamente incide, no? Su questi aspetti qui è inutile stare a parlare sempre solite cose. Tornando qui a Piancastagnaio, la situazione per quest'anno quindi prevede l'utilizzo del mezzo sangue, diciamo, per quest'anno, perché ricordiamo che è in corso un ricorso, scusate il giochino di parola, al TAR da parte dell'amministrazione comunale per conto delle contrade, relativo al fatto che si vuole assolutamente tornare a correre con il proprio sangue, e su questa pista nella sostanza le contrade e la stessa amministrazione comunale, il magistrato delle contrade non riescono a capire come una pista chiaramente assimilabile a un ippodromo non possa essere adottato un puro sangue. Però questa oggi è la situazione. Walter Pusceddu, la contrada di Borgo, dopo cercheremo di strappare qualche piccola riflessione. A Bichino che torna al Piancastagnaio, già una volta vincitore 2 anni fa proprio per la contrada di Borgo. Vedremo quest'anno questo palio che si presenta un palio molto, molto difficile, perché tutti vogliono vincere, dalla stessa Voltaia che ha vinto un anno fa, a Borgo, Coro e Castello, tutti vogliono, ovviamente puntano al proprio palio, alla propria vittoria. Sono solamente 4 contrade, quindi è normale che ognuno, come si dice, tiri l'acqua al proprio mulino, stavamo dicendo. Ha piovuto tutto il giorno, abbiamo iniziato il collegamento con questa informazione, anche ora qualche goccia sta cadendo su questo impianto. Oggi un campo sportivo, ci sono anche molte riflessioni a riguardo da parte un po' di tutti. Questo palio che ha necessità, ha voglia di farsi strada sempre di più. Vedremo comunque l'evoluzione. Ad oggi questa è la situazione, quindi mezzo sangue, l'abbiamo detto, Walter Pusceddu con il suo soggetto che è unico di Aicheda, che sta iniziando la sua prova, ancora una leggera sgambatura, e vediamo come pian pianino prenderà il galoppo, anche perché sta iniziando nuovamente a piovere e crediamo quindi che ovviamente
questo inciderà un po' anche nella scelta. Il viaggio per salire da Ramiata, insomma, conoscendo l'abitazione di Walter Puscedo, sappiamo dove si trova, con il van ci vuole almeno un'ora e un quarto, un'ora e 20, forse anche più, e quindi questo è un po'. Il cavallo è appena sceso dal van, è arrivato, di nuovo Walter qui sotto di noi. Ecco, si è consultato un attimino con i suoi collaboratori e ecco, inizia un po' adesso il suo galoppo. Vediamo le scelte di Walter per questa prova. Ecco, si trova giù. Ecco, ricordiamo anche un'altra cosa, l'abbiamo già detto ieri, lo ripetiamo oggi, questa è un'informazione importante. Il percorso che ha lo steccato sono 350 metri, quindi si ripete per 4 volte e quasi la metà, quindi dovete aggiungere 350 per 4, 5 per 4 sono 1400 metri più circa 150-170 metri, quindi intorno ai 1600 metri, percorso piuttosto lungo. C'è stata una forte discussione perché in realtà la lunghezza era circa 200 metri più, lo stavamo dicendo prima. C'è stata una valutazione da parte del rettore anche in virtù di questa novità del mezzo sangue, quindi si è diminuito leggermente, ci sono state molte discussioni al riguardo, ancora non terminate sinceramente, e per questo riduzione che per alcuni è eccessiva, per altri assolutamente inferiore rispetto all'attesa. C'erano dei contrari, volevano addirittura togliere l'ultimo giro, che poi in realtà sono 3/4. Comunque, per intenderci, intanto che vediamo, ecco, sta lanciando ora Walter il suo cavallo. Scusate, siamo anche in una postazione un po' difficoltosa e sta leggermente piovendo. Ecco, vediamo questo, ecco, Walter che sta ancora un galoppo, vediamo, ora sta lanciando un po', ora in questo momento, ecco, è passato esattamente dove arriverà. E a metà di quella tribuna lì ci sarà l'arrivo, che in realtà ora sta lanciando il suo cavallo, che orientativamente era proprio in questo punto dove sta passando ora rispetto fino a un anno fa. Ci sarà questa riduzione, vedremo gli effetti durante questo Palio 2017, molto certo, abbiamo detto prima. Walter sta continuando a lanciare il suo unico. De Cheglia ancora una piegata giù alla curva cosiddetta degli spogliatoi, e qui si va alla curva del bar e si ritorna alla mossa. Ecco, sta già richiamando il cavallo, questo è proprio il punto della mossa, si è passato ora, ecco, no, non lo sta rilanciando nuovamente, è il terzo giro completo, che un buon galoppo da parte di Walter, sta provando in maniera decisa in questo momento il suo unico della griglia, mezzo sangue, ricordiamo, e qui ancora di nuovo qui nella zona della mossa. Ora ha definitivamente richiamato il soggetto. Ecco, quindi Walter Puscedo ha terminato, sembra aver terminato la sua prova qui a Castelnaio, una prova abbastanza veloce, una buona prova. Walter non si è mai tirato indietro, ma come fanno molti fantini del resto. Ricordiamo che oggi è martedì 25, giovedì 27 sarà intorno alle 17:30 la contrada del coro, e il venerdì successivo, quindi il 28, toccherà alla contrada di Castello, se ricordiamo bene, intorno alle 18:30-19. Ora non abbiamo l'orario preciso, però orientativamente le prove sono sempre intorno alle 18, tra le 18 e le 19, anche perché riprendono gli orari del palio, che si corre proprio intorno a questo orario. Bene, per Amiata News, il Verrocchio, amiatanews.it, il Verrocchio.it e il paliobiancastagnaio.it, Marco Conti. Buonasera a tutti.